Gli stipendi in provincia di Venezia sono più alti rispetto al resto del Veneto e l'Italia nel complesso, anche se il loro aumento resta al di sotto dell'aumento dei prezzi al consumo. I dati sono contenuti in uno studio commissionato dalla Camera di Commercio veneziana. Chi ha un lavoro sicuramente in questo momento da un punto di vista retributivo potrebbe avere qualche segnale di ripresa, partendo da però anni di difficoltà. La retribuzione media lorda in provincia di Venezia è di 28.050 euro contro i 27.120 euro della media regionale e i 27.630 euro della media nazionale. Chi lavora nei servizi ha uno stipendio medio di 28.680 euro, superiore a chi lavora nell'industria, che guadagna in media 27.500 euro. Le retribuzioni più basse sono nell'agricoltura, dove lo stipendio medio è di 20.200 euro. Come è facile immaginare, le retribuzioni di chi si affaccia al mercato del lavoro sono più basse. Chi ha meno di 24 anni guadagna in media 20.660 euro, che diventano 22.850 intorno ai 30 anni, 28.310 per chi ha fra i 30 e i 49 anni, arrivando a 38.270 euro per chi ha più di 50 anni. È un dato scarsamente competitivo rispetto anche ai paesi dell'estero. Poi è vero che quando si entra in azienda poi le percentuali di incremento diventano anche abbastanza significative. A colpire sono ancora le differenze retributive fra maschi e femmine, laddove un maschio ha uno stipendio medio di 30.130 euro e una femmina di 24.420. È un dato che può spaventare perché sicuramente non è una differenza percentuale piccola, anche se poi quando si entra nel dettaglio si vede che queste differenze sono purtroppo particolarmente significative quando lavoriamo su inquadramenti contrattuali di operai impiegati. Le differenze infatti tendono ad attenuarsi col salire delle qualifiche. Quando saliamo nella scala a livello di inquadramento contrattuale, quindi quadro e dirigente, queste differenze tendono ad appiattirsi. Per il futuro ci sono piccoli segnali incoraggianti, ma è meglio andare cauti con le previsioni ottimistiche. Sicuramente in questo momento il mercato ci sta dando qualche segnale di ripresa, però c'è ancora molto da recuperare.